Buongiorno! Viaggiatori, buongiorno! Venerdì, secondo video in tema trekking e camper. Questo weekend trasfertina un pelo più lunga, 200 km circa da casa nostra, e andremo a fare il trekking Del Sorapis! Yes, lago di Sorapis, già visto un po' d'anni fa. Sì, siamo andati un bel po' di anni fa. Nel periodo sbagliato. Sì, non andate mai a novembre perché non c'era mezza goccia d'acqua. Era secco, E vi rifugio chiuso. E vi assicuro che è un trekking, insomma, non è difficile, però è impegnativo. Sì, vedo E- tanti che lo sottovalutano, invece è un trekking abbastanza impegnativo, E bello esposto. arrivare, fare tutta quella fatica e trovare chiuso il rifugio e non vedere neanche il lago, no. Quindi ci eravamo ripromessi di rifarlo e questo weekend abbiamo detto vai, visto che le temperature da noi si sono stazionate sui 70-80 gradi. Quindi ce ne andiamo in alto. È il momento di scappare in montagna. Non è iniziato benissimo il viaggio, abbiamo trovato un tratto della pedemontana chiuso causa un grave incidente Brutto. fra Riese Pio X e Montebelluna, quindi uscita obbligatoria a Riese Pio X, un traffico della Madonna. Dispiace, incidente bello grosso. Ora, direzione questa sera, passo Tre Croci, dormiremo lì, da lì parte appunto il sentiero verso il lago di Sorapis, domani mattina levataccia alle 4:30 per portarvi su con meno gente possibile e sperando nel bel tempo. Signori, ci vediamo su a passo Tre Croci. Ciao! Signori, allora, situazione parcheggio. I parcheggi che avevamo visto su Park4Night comodi al sentiero sono tutti bordostrada e tutti Ma tanto bordo. stortissimi, quindi non ci andava. Ci siamo spostati su questo parcheggione immenso qua che penso sia della funivia, perché c'è la funivia. Sì. E vabbè, c'è un camper Ovunque. qua, là, tutto su di qua, sembra un Macchine con le campeggione, tende da sì, tetto. bellissimo qua. Siamo a 20 minuti a piedi dall'inizio del sentiero, però preferiamo Vale la star pena fare qua, strada in più a piedi. esatto, piuttosto di stare tutto il giorno a bordostrada. Oh. Far la notte però Sì, non è. non ci ispirava. Qua tanta roba, vi lasciamo ovviamente la posizione. Le doca. Saranno 16 gradi, Sì, penso. sì. Siamo a 1600 metri, quindi vabbè, signori, venerdì, pizzetta, birretta e noi ci vediamo domani mattina. Ciao. Buongiorno. Giorno. Ore 5 e 24 minuti ce l'abbiamo fatta a svegliarci pian piano. Ora super colazione e poi si parte a camminare. Vero Luke? Buongiorno. Ore 6:15, ufficialmente in partenza. Allora, sto parcheggio, tanta roba secondo me. Guardate anche tutta sta parte qua, ci sono tutte le terrazze proprio. Che comunque la strada va in salita, però le terrazze sono belle dritte. Ah sì. Tanta roba. Mezzo proprio al bosco, montagne. Molto figo, dormito benissimo ovviamente. Non ci si poteva aspettare altro. Ora, un quarto d'ora circa e saremo a passo Tre Croci dove parte il sentiero per Sorapis. L'aria è frizzantina. Frizzantissimo stamattina. Infatti non vediamo l'ora di andare un po' in costa al sole. Sì. Spero di scaldarci un po'. Circa 10 minuti, poco più, e si è qui a passo Tre Croci proprio. Siamo vicini alla partenza del sentiero. Per quanto ci riguarda, parcheggio Sì. super consigliato perché si è Là fuori. tutta la vita. Sì, 10 sì. minuti. 10 minuti a piedi, si è in partenza. Adesso vi faccio Ti fa anche spezzare fiato, gambe, cioè Subito. parti così e poi sei gamba pronto. calda, quindi possiamo partire a camminare. Ma questi sono i parcheggi che vi facevo vedere ieri, sono tutti stortissimi a bordo strada. Qua penso che oggi c'era un traffico Incredibile. della Madonna. Comunque sia, dove vedete la macchina nera, zoomo, ok, lì c'è la partenza del sentiero. Giornata c'è, Miki, che roba. Speriamo che si liberi ancora un po' di più. Però camminare la mattina presto vale
tutto. Sì. Poi oggi pomeriggio saremo collassati in camper, ma Sì, sì. Poi se tutto va come deve andare, questa Stasera, sera mettono ma- temporale. non perdiamo tempo e partiamo col sentiero verso il lago di Sorapis. Con l'acqua questa volta. Speriamo. Il lago di Sorapis deve il suo colore blu turchese al ghiacciaio che lo alimenta. Questa particolare tonalità è dovuta alla conformazione delle rocce provenienti dal ghiacciaio da cui ha origine, le cui polveri, depositandosi sul fondo del lago, gli donano le sfumature di blu, per cui è diventato famoso. Il lago è scavato nella roccia e privo di emissari superficiali. Le sue acque raggiungono infatti per via sotterranea la grande soglia rocciosa del ripiano glaciale, uscendo nella cascata Elpis. Proprio da questo nome deriva quello del gruppo montuoso, Sora Elpis, ovvero sopra la cascata Elpis. Allora ragazzi, la prima mezz'oretta è una passeggiata serena nel bosco, in pianura, e poi pian piano si comincia a risalire. Qui troverete un bivio, ovviamente seguite per Rifugio Vandelli. Vamos! Aggiornamento, se sentite il fiatone perché abbiamo appena trovato 2 rampe. Queste sì si sentono. Belle in piedi, infatti siamo saliti notevolmente di quota e come potete notare è cambiata la vegetazione, sono cambiati gli alberi, perché al posto degli alberi alti abbiamo sta macchia di pini bassi che ci accompagnerà fino in cima. Cioè, guardate dietro Michela, metto il grandangolo un attimo, guardate che roba. Spettacolo. Sì. È un po'... c'è un po' di foschia e Che questo peccato. ci disturba un sacco È perché azzurrissimo solo là. niente di male, signora Michela. No. Ma proseguiamo. Qui il percorso si fa un po' più avventura, quindi spariscono i sentieri e ci si comincia ad arrampicare. Va che robetta. C'è ovviamente la corda per tenersi, però stupendo. Controfilmato? Ah, il momento di Luke. Sì. Scali di ferro. E qui Luke andiamo a prenderlo in braccio perché come non ha fatto il ponte in Val Noana, ogni volta che c'è questa pavimentazione non la fa. Scusate se rido, ma mi ricordo della scorsa volta in cui l'abbiamo fatto, questa parte di percorso. C'è il ponte della nostra infanzia. un ponticello di legno che sembra tipo stile Crash Bandicoot, se qualcuno nostalgico della PlayStation dei primi anni 2000 si ricorda, ok? Qui attenzione perché non è larghissimo, No, si infatti scivola. c'è la corda. Più che altro. E più avanti, tra poco arriviamo al ponte, occhio per terra perché è un po' bagnato e si scivola. Dalle immagini può sembrare, ma non è pericolosa questa parte. No, no, è solo perché si potrebbe scivolare. Esatto. Eccolo qua. Ta-ta! Quindi saranno tutte buone queste tavole. Guardate che roba. Oh. Che meraviglia. In tutti i punti un po' più esposti come questo, che non sono larghissimi, ci sarà sempre la corda, quindi voi tenetevi, andate avanti sereni. Wow, ma che meraviglia. Il
bello di questo percorso per quanto mi riguarda è probabilmente la diversità, Sì, che non è monotono e tutto uguale. Quindi c'è una parte di sentiero nel bosco, c'è una parte di sentiero classico, sì, una parte di relax, una parte di chi un po' me di l'ha fatto sassi, un po' di fare. arrampicata. C'è un po' di tutto e quindi non E a noi è, piace, sì, non è annoiante, diciamo, quindi lo si fa non molto annoia. volentieri, c'è stimolo, quindi si va. Non manca tanto, è già un caldo allucinante, sono le 8 e niente, ci vediamo su. Ragazzi, vedete lì, rifugio Vandelli, siamo arrivati. Quindi ultimi metri e poi dovrebbe presentarsi questo lago dal colore paradisiaco. Ci siamo ragazzi. Oh, vedo già l'acqua. Mamma. Madonna, che colore ha? Che colore ha? Ragazzi, è qualcosa di stupendo, merita ogni passo che fate per arrivare qui in cima, ogni chilometro fatto in camper. Un colore Nel nostro caso, sì, pazzesco. abbastanza indescrivibile. Guardavo lo schermo del telefono, il video rende, ma non come dal vivo, pienamente, Sì. ovviamente. Poi ci sentiamo di dare un consiglio, anche se chi ha il camper è più facile, partite prestissimo. A perché camminare, sì. Sì, noi siamo partiti alle 6 e ora è un quarto. E c'è già comunque una quarantina di persone, Quindi io non oso calcolando che ne immaginare. abbiamo trovate un bel po' che già Sì. scendevano. Quindi partite presto a camminare che ve lo godete. Ve lo godete almeno. un po' di più, secondo me oggi pomeriggio sarà tipo un'autostrada, sto Ah, sentiero. sì. Da quello che mi ricordo dall'altra volta perlomeno, che eravamo fuori stagione, figurati. Eravamo fuori stagione, sì. Comunque siamo a 1900 metri e la dieta frizzante si sente comunque anche il sole che Si sta bruciacchia. da Dio. Come potete notare, finalmente ci siamo attrezzati di treppiede, quindi inizieremo a portarvi anche magari i contenuti da un altro punto di vista. Allora, riguardo al percorso, all'inizio del trekking sono segnate 2 ore e mezza di tempo, ma in realtà noi ci abbiamo impiegato 1 ora e 45 più o meno, Sì. con la calma, nel senso salendo normalmente, ci siamo fermati a far foto, a filmare. Non capisco come mai. Quindi non è così lungo come sembra, non è difficile a parte un paio di rampe. No, c'è una salita devastante. 2, sì. Per il resto è super tranquillo. Sì, quindi non è 40, il dislivello sono 300 metri come già detto. E tutti Tutti su una botta. Tutti, sì, esatto. Praticamente. Niente, adesso rifugio chiuso, quindi abbiamo fatto pausetta frutta, abbiamo dilaniato tutto quello che avevamo nello zaino, ci siamo goduti un altro po' questo panorama, inizia ad arrivare un bel po' di gente E quindi noi... siamo gli unici italiani, oltretutto. Sì, no, un'altra coppia penso, ma Sì. sono tutti stranieri. Quindi adesso armi e bagagli e torniamo in camper, non filmeremo ovviamente il ritorno perché è lo stesso, decideremo dove spostarci perché troveremo un altro spot in libera per stasera. E secondo me un bello spottino. E torniamo dopo, vi facciamo vedere dove e vi portiamo con noi nel nostro sabato sera. Ciao da Sorapis! Ovviamente ragazzi, mi raccomando, signori cari, doccia, birra, doccia e pranzo fatti. Ci siamo messi su il parcheggio di fianco dove eravamo prima, che ha un po' più di vista. Infatti guardate qua, questa è la visuale che ho adesso dal finestrino, quindi abbiamo mangiato così, mentre di fronte, mamma che spettacolo,
È giunto il momento però di spostarci perché alle 5 mettono un temporalone e No, scusate, ma essere in van, cioè so che c'è chi può capire, van o camper con la pioggia, ci sta. che rilassante. Poi comunque sia, qui è caldissimo, non Eh. riesco a immaginare cosa possa essere giù o al mare. Sono 31 gradi e mezzo, Mamma mia. con tutto aperto. Ci muoveremo per una cinquantina di minuti, andremo a Domegge di Cadore, che abbiamo trovato tipo un'area picnic, parcheggio semplicissimo, e di fronte a un lago. Sì, in fiume, teoria un sì. lago. Ok, vi lasciamo tutti i posti che abbiamo toccato, dove ci siamo parcheggiati stamattina, molto comodi per i camper, perché c'è una tonnellata di gente, mentre qui spazio c'è. Sì, qua non è ancora mai stato parecchio. pieno, mai, cioè c'era anzi neanche metà, mi viene da dire. No, no. Quindi top, per allungarla di 20 minuti andata e ritorno. Sì, insomma. vabbè, cambia niente. Ah. Lago di Ciorapis, cosa dire, meraviglia. Finalmente l'abbiamo visto davvero. Finalmente abbiamo visto. È proprio bello, proprio bello. Bellissimo. Vabbè, ci muoviamo, ci vediamo a Domegge di Cadore e vi facciamo vedere cosa riusciamo a trovare. A dopo. Signori, buongiorno. Ci troviamo, siamo arrivati ieri qui al lago di Cadore, siamo a Domegge di Cadore nello specifico e abbiamo dormito in quel parcheggino lì che vedete, frequentato da pescatori. Sì. Pescano qui nel lago. Ci siamo accorti stamattina che qui dietro di noi c'è un camping, non l'avevamo visto ieri, No. vabbè che pioveva ieri, quindi ci siamo proprio rilassati e vergognosamente andati a letto alle 8:30. Sì, forse meno un quarto, dai. Avevamo bisogno di dormire dopo la sveglia alle 4:30 di mattina. Ora è tempo di tornare a casa, vi lasciamo anche questo posto in descrizione se volete passare a, non so, magari di passaggio È molto per rilassante. fermarsi. Veramente carino. Speriamo che anche questa escursione vi sia piaciuta, se così fosse lasciate un like, fateci sapere se magari c'è qualche escursione che ci volete consigliare, Sì. scriveteci nei commenti. Fine settimana prossimo, pregando che il meteo sia buono, altra escursione e quindi niente, oggi torniamo a casa, signori, ci vediamo È nel prossimo caldo. video. Ciao!